Sono finalmente arrivati i nuovi treni commissionati dalla Regione Veneto. Il colore del nuovo sistema metropolitano è bluette, non blu, come le auto diventate il simbolo dei privilegiati. Grazie ai nuovi convogli, 14 e destinati a diventare 22 entro maggio, le corse della Regione saliranno da 630 a 800. Sono elettrotreni Flirt prodotti dalla Svizzera Stadler in collaborazione con Ansaldo Breda e sono in servizio da molto tempo nei paesi del nord Europa. All'interno lo spazio è diviso come negli autobus, ossia per rendere più confortevole anche il viaggio in piedi, e non ci sono spazi a dividere i vagoni. Per il momento parte l'orario cadenzato ed è propedeutico alla metropolitana di superficie. Si parte con il cadenzamento per arrivare a 6 mesi, 7 mesi con la vera metropolitana di superficie. Ci saranno dei problemi inizialmente perché si cambiano un po' le abitudini di vita, ma credo che il risultato finale sarà un ottimo servizio per tutti. È una scommessa, vediamo se Trenitalia ci segue, io sono convinto di sì, se non ci segue disdettiamo il contratto. L'orario cadenzato indica un modello basato su treni navetta che percorrono brevi tratti lasciando il tempo ai pendolari di salire e scendere da un treno all'altro in pochi minuti. È il sistema metropolitano, insomma. Si tratta di capire se Trenitalia riuscirà a reggere il ritmo, evitando i ritardi cronici. I treni partono all'orario, cioè un treno arriva puntuale se parte puntuale. Riteniamo, come detto prima, che l'interscambio messo in orario sia sufficiente. Qualora ciò non fosse vero, siamo qui per verificare, come tutti i progetti, gli accorgimenti da apportare al progetto. A proposito di correzioni, i nuovi orari non sono definitivi. Dal 15 di dicembre partirà la sperimentazione e ci saranno correzioni in corso d'opera e, ad esempio, dove ora ci sono bus sostitutivi potrebbe essere introdotta la corsa di un treno.